Mi sentite? Mi sentite? Scusa. Buongiorno a tutti, e direttore, a te la parola. Siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook, cominciamo già con gli ospiti in attesa di riuscire a collegare Bernardino Ceccarelli e Paola Zeretti, che sono gli altri ospiti che attendiamo. A te, direttore. Allora, ben ritrovati, stiamo cercando, ben ritrovati a tutto il mondo del volley, tutto il mondo dello sport regionale. Stiamo provando, dato che è una cosa un pochino particolare, stiamo cercando di sistemare gli ultimi accorgimenti tecnici, non è semplicissimo mai di questi tempi. Salutiamo innanzitutto il presidente regionale della FIPAV, Alessandro Michelli. Ciao Alessandro e ben ritrovato. Salutiamo anche il patron, la famiglia, che rappresenta la famiglia a capo di una grande realtà del volley regionale come il CDA Talmassons, Fabrizio Cattellan. Benvenuto Fabrizio, buon sabato mattina anche a te. Dell'invito, buongiorno. È un piacere. Adesso stiamo cercando di collegare anche Bernardino Ceccarelli dal suo eremo di Martignacco e Paola Zeretti, che rappresenta la volley bass dal suo eremo di Avearco. Insomma, siamo tutti chiusi in casa ancora, ovviamente. Ligi al dovere. Ci sei Bernardino, presidente? Buongiorno a tutti, grazie, sì, mi sentite? Ciao, benvenuto. Non riusciamo a vederti ma ti sentiamo ed è questa sicuramente già una bella notizia. Poi recupereremo il filmato con cui volevo aprire questo appuntamento, però intanto io spiego qual è il sunto di questo nostro incontro. La pallavolo è uno sport molto importante, ne parliamo la domenica sempre con Alessandro, Hermes Canciani e Giovanni Dami, sono insomma i tre sport in questa regione ma in generale in tutta Italia che fungono un pochino da traino al movimento sportivo, e credo che la pallavolo femminile soprattutto sia una realtà consolidata in grandissima ascesa che si basa su un lavoro federale importante, Club Italia, le nazionali che producono medaglie e risultati e ottengono sicuramente un grande volano nei confronti delle giovani ragazze che poi approcciano a questa disciplina sportiva. Quindi è innegabile che il volley, soprattutto femminile, sia una disciplina di riferimento. E qui in Friuli, con grande orgoglio, posso dire che forse questo è stato l'anno d'oro, l'annata d'oro per la nostra pallavolo femminile, un vero e proprio boom che ha portato due squadre in Serie 2, Martignacco e Talmassons, e una squadra a Udine come la Volley Bass a primeggiare in B1 nel tentativo di raggiungere le altre due nella seconda categoria nazionale. Quindi credo che una tavola rotonda con voi, insieme a voi, anche per fare un pochino quello che sono le carte attuali, lo stato dell'arte della situazione, una situazione drammatica per tutti, fosse doveroso e ve lo meritaste. Presidente, però, prima di entrare nel dettaglio con loro, abbiamo Bernardino, abbiamo Fabrizio, aspettiamo anche Paola. Avevamo un filmato che poi dopo recupereremo, che è un filmato istituzionale che riassume quello che la Federvolley ha stabilito, eccolo qua, poi magari Francesco, poi lasciarlo scorrere in regia di fianco e si possono leggere anche le cifre. Un primo intervento importante, io non credo sarà l'ultimo, l'unico, ma un primo intervento importante, l'ha fatto anche il basket, io posso fare sempre questi paragoni, l'ha fatto anche la FIP, la Federbasket, e credo, adesso ti chiedo, per quanto riguarda la Federbasket, sicuramente questo primo intervento di 4 milioni è stato indirizzato prevalentemente all'attività di base, all'attività giovanile. Ecco, ci puoi riassumere un pochino quello che è stato l'intervento vostro come FIPAV? Sì, allora l'intervento che ha fatto la federazione è stato come dici bene tu, un primo intervento, l'intervento dove la federazione che sappiamo che ha fatto parte dei tavoli di lavoro insieme alle altre 4 federazioni più importanti con il ministro dello sport, e quindi da quei tavoli ci si aspetta qualcosa di importante, però probabilmente, lo continuo a dire, le emergenze in questo momento probabilmente sono altre sul tavolo, prevalentemente sanità e lavoro. Queste sono le 2 priorità che oggi come oggi ha il nostro governo. Però diciamo che allo stato dell'arte ci sono dei tavoli per ragionare sulla ripartenza e aiutare il mondo dello sport. Però la federazione quindi si è mossa, come ci sono mosse alcune altre federazioni, come ha cominciato la pallacanestro. La federazione pallavolo ha messo sul tavolo oggi come oggi
poco meno di 5 milioni di euro e ha fatto qualcosa, tra virgolette, di diciamo un po' alcune mosse per quanto riguarda il discorso della riaffiliazione di tutte le società, quindi portando la riaffiliazione a un importo simbolico di 15 euro che comprende anche i primi 5 dirigenti con quindi questi 15 euro, ha ridotto in maniera praticamente drastica quelli che sono a circa il 50% ciò che sono i costi per il tesseramento degli atleti e dei tecnici, e sulla parte giovanile ha praticamente reso gratuita l'attività giovanile per quanto riguarda tutto, comprese le tasse gara, compreso le iscrizioni e tutti gli oneri. Ecco, quindi questo è un primo intervento dove la federazione, ripeto, ha fatto la mossa numero 1. Stiamo lavorando tutti insieme sia al Consiglio federale che a noi presidenti regionali per portare avanti altri discorsi, però sia a livello nazionale si continua a lavorare tutti, dico tutti, a livello regionale. Sicuro. Bernardino, ci sei? Sì, ci sono, grazie. Ecco, allora, Perez, cominciamo da te, che sei una memoria storica della pallavolo e sei, insomma, la tua famiglia è da sempre dedicata con grande successo al mondo del volley. Un primo tuo commento a questi interventi da parte della federazione, che mi sembrano rivolti e mirati soprattutto allo sviluppo e alla tutela e alla salvaguardia del movimento giovanile, del movimento di base. Sì, è stata un'azione ammirevole, sinceramente, perché favorisce un po' le società, soprattutto le meno strutturate, a risparmiare parecchi soldi per quanto riguarda l'iscrizione, tesseramento, tasse gare, eccetera. E soprattutto è stata indirizzata verso il settore giovanile, dove ovviamente lì tutti noi dovremmo lavorare sempre di più per portare sia maggior numero di giovani alla pallavolo e cercare di portare in palestra anche quel 30-35% di ragazzi e ragazze che non praticano alcuna disciplina sportiva e poi ovviamente pesano sulla sanità pubblica. Ecco, questo un po', quindi è ammirevole. Non c'è ancora alcun intervento per quanto riguarda i campionati di B1, A2, A1, eccetera. Sì. Lì ancora non c'è niente. Sappiamo che di recente il Sport e Salute ha erogato una 60 di milioni, mi pare, alle federazioni, anticipando i tempi sulle scadenze che generalmente erogava. Quindi ovviamente le federazioni hanno ricevuto un sacco di soldi da Sport e Salute, i soldi che prima riceveva dal CONI e che adesso riceve da questo nuovo ente. Ci auguriamo che come seconda fase, però qui forse il Presidente Micheli sa più di noi, ecco, possiamo anche gli sport di vertice, che sono poi quelli che attraggono tutto il movimento giovanile, no? Fanno da specchietto per le allodole, no? Quello è quello che serve per sviluppare certo. Esatto, quindi tenendo conto delle problematiche che avremo quest'anno per raccogliere finanziamenti e sostegni alle nostre attività, quindi se non abbiamo degli aiuti in questo senso diventerà complicato. Anche se noi non è che abbiamo ancora sentito molto atleta in giro, abbiamo solo cominciato a mettere vicino qualche nome
però non mi pare che siano così d'accordo di sull'abbassare le pretese. Esatto, bravo, hai Ma capito? dovranno fare di necessità virtù, mi sa, caro Presidente. Sì, questo sono d'accordo, però sinceramente aspettano, attendono, non so. Allora, Anche noi vedremo, cosa devo fare? vabbè, certo, poi dopo alla fine gli unici insostituibili siete voi proprietari di questo movimento, perché se poi manca chi finanzia. Ciao Mare, prima di passare la parola a Fabrizio, aspettiamo anche che arrivi Paola. Alessandro, ogni tanto mi si gonfia il petto di tranquillità, perché tutto il mondo è paese, siamo tutti sulla stessa barca. Quindi la critica che è stata rivolta, insomma, la prima obiezione è stata rivolta anche alla Federbasket, è quella che viene rivolta, credo di capire dalle parole di Bernardino, anche a voi. Cioè, benissimo questo primo intervento che tutela il movimento di base e i nostri giovani e le nostre giovani prioritarie, però ci aspettiamo qualcosa anche noi che facciamo sport di vertice e che rappresentiamo un pochino la punta dell'iceberg. Cosa ne pensi? Poi, lo stesso Bernardino diceva, tanto salutiamo Paola Geretti che è qui con noi, adesso ci collegherà. Vai tanto tu, Presidente. Sì, ma guarda, io sono assolutamente, convengo su questo discorso. Considera che non c'è in realtà neanche per quanto riguarda il discorso delle iscrizioni o delle tasse gara sui campionati, per esempio, regionali di Serie C e Serie D. Diciamo che è proprio su questo che poi adesso ci saranno degli altri ragionamenti. Allora, c'è da comprendere anche come sono, voglio dire, i bilanci, no, delle federazioni. Considerate che, voglio dire, quelle entrate sono delle entrate che non sono nient'altro che delle anticipazioni su qualcosa che arrivava dal CONI, comunque che sarebbe arrivato, che serve anche per mandare, chiamiamole avanti, la federazione globalmente. Considerate anche che la nostra federazione ha per esempio deciso di non mandare nessuno in cassa integrazione, cosa secondo me che è un segno anche nei confronti di chi, credetemi, ha lavorato tantissimo, perché questa manovra non è stata fatta a caso, perché viene fuori da da un frutto di lavoro importante dal punto di vista dei calcoli e di tutti i danni che ci sono stati nel nostro mondo. Io sono convinto come sia necessaria l'attività giovanile, l'attività dei vivai, sono convinto che sia necessaria l'attività di vertice. Io mi auguro, la auspico, come dicevo precedentemente quando eravamo fuori onda, che visto il mio passato anche in società di Serie A, quindi conoscendo quel mondo, che si ritorni nuovamente a parlare tra le leghe e, come ha anche auspicato il presidente Fabris nelle ultime dichiarazioni, tra le leghe e la federazione, perché insieme siamo un mondo che veramente può fare tantissimo. In maniera diversa, se siamo separati, corriamo il rischio di dare un brutto esempio, quello che non avevamo mai fatto. Tutto molto chiaro. Fabrizio, un tuo commento rispetto a quanto ha detto Bernardino e quanto ha detto il Presidente, sia prima che dopo l'intervento di Bernardino Ceccarelli. Prima di tutto è evidente che se vogliamo che ci sia ancora una continuità di questo livello, è ovvio che ognuno dovrà fare la sua parte. Questo è scontato, no? Dalle giocatrici, soprattutto anche al mondo dei procuratori, no? Che abbiamo insomma un po' di discussioni anche sotto quell'aspetto lì. È evidente che ci dovranno essere delle sinergie ulteriori, no? Anche fra le varie realtà di vertice, se vogliamo che tutto questo possa continuare a dare spettacolo, come abbiamo visto insomma anche dal sentito che c'è sul movimento della pallavolo, sullo sport femminile in generale, che si sta prendendo anche loro giustamente il dovuto spazio che magari in passato gli era negato.
È evidente che di fronte a una situazione di questo tipo tutti ci preoccupiamo, se non sbaglio anche tu prima hai detto non so se farai il campionato, ma sono ovviamente dei dubbi e delle perplessità che abbiamo tutti, perché specialmente chi ha un'azienda in primis mette davanti l'azienda per poterla far ripartire e farla tornare a navigare come era in passato, e di conseguenza poi si gira sotto il lato economico verso lo sport. Noi siamo sempre stati un'azienda che oltre diamo contributi a 40 società di sport diverse, perché crediamo insomma nello spirito verso il territorio, nello spirito reputazionale, nello spirito che se un territorio sta bene, se in un territorio si sta bene, stiamo bene tutti. Cioè di cercare di fare in modo che l'azienda sia un patrimonio della società e che non crei valore solo per il singolo, ma che lo faccia insomma su un aspetto di creazione di valore condiviso. Ovviamente se tutto questo viene un attimino a mancare, abbiamo la necessità che in questo momento qua, se uno non riesce più a fare la sua parte da leone come magari lo ha fatto in passato, è ovvio che abbiamo la necessità che ognuno di noi si metta la mano sul cuore per poter dare una continuazione a tutti i livelli. Questo è un po' il mio pensiero, ecco, anche in un momento in cui magari dove la FIPA per ora aiuti alle società di Serie A, siamo a zero, ecco, quindi le società sono ancora in balia della loro gestione economica, e che ovviamente è venuta a mancare perché le disdette da parte la seconda rata da parte di sponsor le abbiamo già ricevute, quindi i bilanci di queste società, la società in questo momento qua, ovviamente si dovrà fare carico sempre magari il main sponsor, ecco, se questo sempre nella possibilità che questo riesca a sopperire alle mancanze, a quante saranno le mancanze. E questo è un problema molto importante. Salutiamo anche Paola Geretti. Ci senti, Paola? Noi non ti sentiamo, però attacca il microfono o fate aiutare, perché noi ti vediamo ma non ti sentiamo. No, scusate, l'avevo staccato. Ciao, buongiorno Paola, a tutti. ben ritrovata, tu rappresenti la Volley Bus e come dicevo prima in sede di presentazione, oggi abbiamo 3 grandi famiglie che hanno deciso di investire per passione, per impegno sociale, per tanti motivi, no? Nel mondo dello sport e del volley femminile in particolare. Tu poi sei stata una bravissima giocatrice, tua figlia che gioca, e tu con la tua famiglia avete deciso quest'anno di impegnarvi in prima persona con la vostra azienda nella Volley Bus, così come Bernardino Ceccarelli da una vita investe con la sua azienda e con la sua figura personale, anche della sua famiglia, a Martignacco, e come abbiamo visto in questi anni come la famiglia Catellana, attraverso un'azienda importante come la CDA, abbia sposato in toto il volley femminile. Insomma, siete 3 grandi privilegi per il nostro territorio, che in questo momento sta subendo ovviamente la crisi, e voi di questa pandemia clamorosa che ci ha messi tutti in ginocchio. E quindi oggi parliamo di pallavolo, questo per reinserirti, Paola. Non so quanta parte di pezzo iniziale tu abbia perso, però il presidente Michelli, che è con noi oggi come buon papà di famiglia del movimento regionale, ha riassunto un po' lo stato dell'arte. Bernardino e Fabrizio hanno espresso la loro opinione. Qual è la tua a riguardo di questo primo intervento portato a termine da parte della federazione, e come state vivendo voi come società questa fase? Beh, allora, come hai detto tu, io principalmente sono lo sponsor, per cui so le questioni, diciamo, che legate alla Lega relativamente. Da quello che ho colto, sicuramente in questo momento la Lega ha sicuramente cercato di fare uno sforzo, ma non è sufficiente per aiutare le società a poter andare avanti. E sono abbastanza... Io ho sentito soltanto il dottor Catellani, gli altri purtroppo non sono riusciti a sentirli. Sono molto d'accordo sulle osservazioni che ha fatto il dottor Catellani sul fatto che adesso è difficile trovare gli sponsor e le società in questo momento sono in grossa difficoltà. Cosa comune. Tanto c'è un amico che ci scrive da casa, magari poi sempre un messaggio possiamo mettere in sovraimpressione. C'è il volley femminile in Friuli Venezia Giulia, è a questo livello, e grazie a questi grandi personaggi presenti che hanno grandi visioni e grande cuore nell'impegnarsi nello sport. Ecco, Bernardino, quanto senti tu anche a livello sociale, quasi un dovere, a continuare a investire nel mondo del volley? Quanto c'è di sociale e di civico anche nel tuo impegno? E così poi la domanda è anche per gli altri. Allora, grazie.
Allora diciamo che io sono nato prima col ciclismo, poi con l'atletica e poi, siccome mia moglie giocava a pallavolo, abbiamo inserito anche la pallavolo. Galeotto Poi è fu l'amore, quindi, diventata... caro Presidente, Galeotto fu l'amore. Esatto. In modo, io prima ho fatto 7-8 anni col ciclismo a Ceresetto, dove abbiamo fatto grandi cose. Qual è il motivo? Il motivo è quello che dicevo prima, perché se non ci fossero le società sportive a organizzare e a gestire l'attività giovanile, portare i ragazzi e le ragazze in palestra o sui campi esterni, che non cambia niente, insomma, in qualunque disciplina sportiva, l'ente locale che dovrebbe farlo non lo farebbe mai e non avrebbe né la struttura né la possibilità di farlo. Quindi detto questo, l'ente locale, le istituzioni non sempre riconoscono questo, prima cosa, lo riconoscono in parte e quindi lasciano la gestione al volontariato, alla passione e a queste persone un po' che rimettono tanto tempo alla famiglia o al lavoro per cercare di fare svolgere attività ai giovani. Ecco, questo è il punto. Quindi finché ci sono le società sportive, sia strutturate o piccole o grandi che esse che siano, lo sport viene salvaguardato e soprattutto i giovani vengono portati in palestra, quindi evitano di prendere brutte compagnie, di stare sul divano di casa a produrre obesità, problemi psichici eccetera, o altre cose, evitano quello che è il PC, il PlayStation, il cellulare, che sono lì che anche se sono a 3 metri l'uno dall'altro, invece di parlarsi si digitano messaggi, e quindi questo è un po' il merito di tutti noi. E quindi speriamo che ci sia sempre tanta gente, tanti volontari che avranno questa passione per continuare a svolgere quanto detto. Vissuta come una missione. Ecco, Fabrizio, voi che siete anche un grande gruppo e come tu dicevi prima, aiutate, supportate 40 attività, se non ho capito male, 40 società sportive. Sì, 40 no? società. 40 società sportive. Ecco, Bernardino parlava di un impegno sociale e civico spesso anche che non trova il supporto da parte delle istituzioni e quindi la vive quasi come una missione, portare i ragazzi in palestra, le ragazze in palestra, anziché magari correre il rischio di perdere per strada. Voi come gruppo che siete molto attenti chiaramente anche alla comunicazione e avete sempre scelto lo sport come strumento privilegiato per comunicare magari i valori importanti della vostra azienda. Com'è che poi avete deciso di fare un passo in più e di entrare in prima persona? Poi c'è anche la parte della passione, ma credo però che il trucco sia trovare un equilibrio fra passione e anche numeri, perché poi dopo lo sport date anche dei numeri, anche un investimento deve avere un suo ritorno. Che tipo di investimento avete potuto constatare voi attraverso questo impegno così importante come quello che avete? Poi è stato bravissimo anche De Paoli a coinvolgervi su questo, non ho dubbi, però siete un piccolo paese, una piccola comunità nel cuore del Friuli che ha portato una realtà dal nulla fino alla Serie A2, cioè la storia è importante, cioè la storia parla. Ma allora, innanzitutto dobbiamo partire da un presupposto di questo tipo. Diciamo, l'attenzione è maturata e anche noi, diciamo, siamo cresciuti man mano che anche la società di volley cresciuti in ambito proprio, chiamiamola di responsabilità sociale d'impresa, chiamiamola che abbiamo anche una tipologia di attività, tra virgolette, che ovviamente si affianca a tutto questo, no? Noi facciamo un servizio rivolto alle maestranze, no? Il nostro caffè viene preso dal personale all'interno delle aziende, all'interno della comunità. Quindi, tra virgolette, in che modo riusciamo a restituire parte di questo valore che ci ha visto crescere direttamente su una comunità in modo trasversale?
solamente investendo e restituendo su società sportive, ma bande musicali, alla bocciofila, alla BMX, cioè lo facciamo in modo, e l'abbiamo fatto in modo trasversale, cioè vi dico una cifra, 200.000 euro su un bilancio da 10 milioni, insomma, quindi non erano proprio dei numeri così, e avevamo una restituzione in ambito anche reputazionale di tutto questo, no? Soprattutto in ambito reputazionale, perché qualcuno poi anche sotto un aspetto strategico, perché ovviamente non possiamo allontanarci dal business, qualcuno ci diceva abbiamo scelto voi perché voi fate anche altro. Quell'anche altro proprio era legato al fatto di tutta questa diciamo erogazione liberare nei confronti di una serie di società di qualsiasi tipo in modo trasversale. Ci siamo concentrati qui a Talmassons perché insomma avevamo contribuito a far sì che cresca il movimento del volley femminile a Talmassons ancora quando la squadra militava dietro la chiesa del paese, e poi abbiamo fatto tutta la scalata dalla quinta divisione, Serie D, C, B, fino ad arrivare in Serie A. Ovviamente eravamo stati anche il più piccolo comune d'Italia a raggiungere un traguardo di questo tipo, ma io credo che nello stesso identico modo con cui ha raccontato e mi ha preceduto il presidente Ceccarelli, lo spirito di un'azienda è che se nei momenti l'azienda vive in rapporto di stretta interdipendenza con il territorio dove abita, no? Quindi nel momento in cui ci parliamo di qualità della vita, parliamo di questa qualità. Mi spingo un attimino oltre proprio per andare a toccare gli animi magari di chi ci governa, no? Quando parliamo anche di una crescita di natalità, la natalità può permettere di essere crescita se in quel territorio qualcuno ha delle attività che poi permetta a questi ragazzi di fare altro, perché sappiamo che oggi moglie e marito di solito entrambi lavorano, non si può sempre andare ad accollare sui nonni, quindi avere la possibilità che ci siano delle attività pomeridiane che legano i ragazzi a un'attività sportiva sana, come accennava prima il presidente Ceccarelli, possiamo permetterci magari anche di dire facciamo un figlio in più, se no diversamente i costi gravano e l'impegno grava, quindi andiamo a degli step superiori, ecco, questo è un po' il messaggio. Ecco. Sei stato molto chiaro. Paola, poi faccio chiudere a te, Presidente. Paola, anche voi siete una famiglia di sportivi, ovviamente, tu hai sposato un baschettaro, e una ragazzina che gioca bene a pallacanestro e una ragazzina che gioca bene a pallavolo. Poi però la scorsa estate, di punto in bianco, decidete non facciamo solamente i genitori o i tifosi al seguito, impegniamoci anche in prima persona. E quindi, vuol dire, come diceva prima Ceccarelli o adesso anche Catellan, cioè, vuol dire metterci del denaro. È anche per voi come famiglia un modo per restituire un pochino quello che avete, oltre che a supportare l'attività dei giovani, dei figli, è anche un modo per provare a dare continuità a quello che per voi credo non rappresenti solo una passione, ma anche un pezzo della vostra vita, la pallavolo, la pallacanestro, per quanto riguarda magari più Giacomo che te. Ma guarda, assolutamente sì, dovrei ripetere tutte le cose che hanno detto gli altri, anche se noi siamo arrivati da pochissimo nello sport della pallavolo, però la GTN da anni ha seguito in realtà altre piccole realtà, non della pallavolo, di altri sport. Quest'anno abbiamo voluto seguire la pallavolo sicuramente spinti dalla mia passione e dalla mia possibilità anche di sapere come muovermi. Però le cose che ci hanno spinto sono quelle che hai detto tu, cioè il legame sul territorio, ridare al territorio quello che ci ha dato, quello che ci ha permesso di crescere. E poi io credo che una mentalità che serve nelle aziende servirebbe anche nel mondo sportivo, un'organizzazione diversa, un impegno diverso, anche se i valori economici sono chiaramente completamente diversi. Tanto c'è un ascoltatore che ti saluta, Pieri Scridel, dice buongiorno a tutti presidenti, un abbraccio particolare a Lola. Ecco, Lola era il tuo nome di battaglia quando fruleggiavi sul campo, ecco, ricordiamolo. Presidente, quanto c'è di orgoglio da parte tua come presidente regionale di avere 3 grandi famiglie del genere che investono nel volley e vedere il volley regionale femminile a questi livelli? Io ero presente al Carnera al derby di ritorno, io che sono ovviamente impegnato al basket, che il Carnera, il mio obiettivo è riempirlo ogni domenica, vederlo riempito anche da uno sport che non è il mio, mi ha reso particolarmente orgoglioso. Guarda, non sono frasi di circostanza, ma quando dico che vuol dire è tutto, cioè io sono qua solo in funzione di rappresentare il movimento e quindi tutto il movimento dello sport e della pallavolo regionale è orgoglioso di queste realtà che noi abbiamo, soprattutto perché tra l'altro vengono poi anche da situazioni, da realtà anche piccole, cioè comunità piccole
che si sono unite, hanno fatto degli sforzi importanti, hanno coinvolto piccoli, anche piccoli sponsor tra di loro che hanno fatto sistema e hanno dato una mano. Io personalmente devo dire che quando ho chiesto se l'anno scorso abbiamo fatto il trofeo delle regioni, Cattelan e Ceccarelli sono stati i primi, no, a comunque darmi una mano anche su quell'evento, un evento di volley a livello nazionale, ma questo rende solo che merito. Per questo, per tutto questo che è stato detto e per quello che rappresenta, ecco, io l'altra domenica quando si parlava lo dicevo e lo ribadisco, nel senso, io ho e sento le problematiche delle società e quindi da questo punto di vista mi sento il dovere morale, dico il dovere morale di fare tutto ciò che è possibile in ambito anche regionale, istituzionale, soprattutto per cercare di trovare degli aiuti, in particolar modo in questo caso perché è più facile al mondo del settore giovanile e delle attività motorie delle nostre società. Quindi è chiaro che il mondo della grande pallavolo ha necessità di altre tipologie di entrate, ma comunque il nostro mondo ha bisogno di un sostegno e un riconoscimento anche dal punto di vista delle istituzioni, come alla fine diceva inizialmente il presidente Ceccarelli. Ci aspetta un lavoro, un grosso lavoro che stiamo già facendo, perché lo sai, ne abbiamo parlato in occasioni che ci hanno precedute e noi questo lavoro stiamo continuando a farlo veramente a tutti i livelli. È vero, te lo riconosco. Allora facciamo un pochino riassunto di quella che è la situazione che abbiamo lasciato. Martignacco, salvezza acquisita a fine della prima fase, prossima stagione sarà la terza consecutiva in Serie A2, col coach confermato già oggi Gazzotti. Poi CDA, stagione da matricola, salvezza acquisite sul campo, avreste fatto i play-out, mi dicono i ben informati, con ottime chance di farcela. Io non sono così esperto, quindi mi riferisco semplicemente a quello che mi dicono i miei tecnici. E anche il vostro coach, che ha avuto anche esperienze, se non sbaglio, a livello di nazionale svedese, il vostro coach Guidetti confermato. Volley bus, forse quella più sfigata, scusami il termine Paola, perché combattevate per raggiungere le due al piano di sopra, erate un punto sotto dalla prima, con lo sconto diretto in programma la settimana successiva alla chiusura, e quindi è rimasta un pochino un'incompiuta, ma insomma avete raggiunto un livello alto in B1. Tutto ciò senza dimenticare un grandissimo settore giovanile sviluppato da ognuno di voi tre, con tantissime ragazze. Anzi, vorrei capire, Bernardino, di che numeri stiamo parlando? Perché la gente a casa deve capire, deve sapere anche questo. Abbiamo 3 realtà di vertice importanti, che sono il punto dell'iceberg e il fiore all'occhiello. Ma quando parliamo di attività giovanile, di quante atlete parliamo? E così mi rivolgo a tutte e 3. Quante sono le bimbe e le ragazze che portate in palestra ogni settimana? Cominciamo da te, Bernardino. Da noi circa sui 200 ragazzine, più abbiamo una trentina, quarantina di maschi che però gestiamo assieme al Paesian di Prato, perché non abbiamo spazi in palestra. Cioè noi utilizziamo la palazzetta in Martignacco, la palestra delle scuole medie che adesso devono buttarla giù tanto bene e la fanno nuova, più grande, la faranno nuova, più grande, quindi con 2 campi, e quindi avremo maggior spazio. Più abbiamo la palestra Morozzo, poi abbiamo come si chiama, Pagnacco, Colloredo in Montalbano e Rodeano. Ecco, queste sono dove... Mamma mia, cioè, ma è una realtà importante, cioè, è un territorio ampio, Presidente. D'altronde dobbiamo andare dove non c'è altro e quindi dobbiamo portare la pallavolo dove non c'è. È inutile che la portiamo dove c'è già. Quindi ovviamente questo lavoro viene fatto nelle scuole in orario curricolare, nella scuola primaria, e poi al pomeriggio cerchiamo di portare
il maggior numero di bambini e bambine in palestra. Ecco, il perché viene fatto questo? Perché anche qui bisognerebbe fare una sottolineatura. Allora, partiamo dal 3S regionale, giusto? Finanziato 1 milione di euro, mi pare che costi, più o meno. Noi siamo sempre stati un po' scettici su questo 3S, non perché non sia fatto bene, cioè vale la pena farlo, anzi, guai se non ci fosse, perché sennò nelle scuole primarie attività non si farebbe. Ma se non fossimo noi società a andare nelle scuole primarie, a mandare i nostri tecnici gratis et amore Dei, perché la scuola non ha più un euro, anzi devo portare la carta delle fotocopie, cioè le carte per fare le fotocopie, ecco, non riusciremmo a portare bambini poi al pomeriggio in palestra o alla sera. Quindi il 3S è un discorso monco, che va bene, però il tecnico mandato dal CONI a Martignacco è uno che può venire da Cormons, da Pordenone, dalla Tisana, quindi finite le sue ore, pur fatte bene, con professionalità, nulla da eccepire, però non ha il contatto col territorio, non porta bambini poi a pomeriggio a fare attività. Beh, è questo, scusa, giusto che finisco. Prego. E questo lo abbiamo detto sia al presidente del CONI, sia all'assessore allo sport, sia all'assessore alla scuola lì, come si chiama? Ecco, però nessuno vuol capire di finanziare progetti fatti dalle società sportive che mandano i propri tecnici nelle scuole. Nessuno ti dà una risposta. Questo è il dramma. Allora, prima di sentire anche, magari Fabrizio, non è più un argomento tanto per te quanto numeri, ragazzine, tu sei più magari un aspetto commerciale, societario, magari sarebbe più argomento per De Paoli, ma te lo chiedo lo stesso, anche a te Paola. Risposta sull'argomento però sollevato da Presidente Ceccarelli a te Alessandro, mi sembra doveroso. Cioè il Presidente critica, dice, così com'è il progetto 3S non serve, investiamo i soldi in maniera diversa, diamoli direttamente alle società per il reclutamento, se ho capito bene. Non serve il 3S, per l'amore di Dio, però non copre tutte le 5 classi della scuola primaria. Per esempio a Martignacco ne fa 3, a Morozzo ne fa 3 o 2, a Pagnacco così, e le altre classi, se non fossimo noi, chi porta l'attività motoria nella scuola? Molto chiaro, replica se possibile al Presidente Michelli. Ma per quanto riguarda il discorso di Ceccarelli, io sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro la pallavolo è sempre stato il nostro bacino d'utenza privilegiato, soprattutto negli anni 80 e 90, e dovrebbe tornare ad essere. Su questo vi dico francamente, avevamo fatto purtroppo pre-Covid dei ragionamenti anche con i comitati territoriali e per fare un discorso anche di cercare di trovare delle risorse nell'ambito dei nostri comitati da dare alle società che svolgano questo. Sappiamo che il 3S è un'attività importante che è stata definita in una convenzione tra CONI e assessorato e quindi regione. Diciamo che è un argomento sul quale oggi come oggi purtroppo probabilmente non riusciremo a trovare una soluzione vista l'attuale emergenza. È un argomento, vi posso dire, che noi abbiamo e stiamo cercando di portare avanti, e nel momento stesso in cui l'emergenza che tutti ci auguriamo termini nel più breve tempo possibile, comunque dovremo riprendere e rivedere alcuni passaggi. Allora, grazie Presidente. Fabrizio, di che numeri stiamo parlando invece a Talmassons? Parliamo di un settore giovanile di 130 ragazzi, del progetto fatto con le scuole,
no? Con la scuola di Talmassons e con altre sinergie fatte con delle altre società limitrofe, Mortegliano, piuttosto che altri paesi qui vicino che magari hanno le più società, quindi cioè, le sinergie ci sono sempre sul settore giovanile. Ovviamente la dimensione di Talmassons, anche nel momento in cui si avvicina ad altri paesi più vicini, ovviamente siamo dei piccoli comuni, quindi non è che ci sia un grande numero, però insomma questi sono le persone. Vabbè, che sono numeri importanti, sono numeri importanti. Contraccambiando i saluti anche al Comitato Trieste Gorista che ci porta i suoi saluti. Paola, so che da te insomma la direzione tecnica è seguita in prima maniera, insomma, prevalentemente da un'istituzione come Maria Savonito, ma come Voleibas, una realtà sempre molto legata all'attività giovanile, di che numeri stiamo parlando? Guarda, a me risultano oltre i 150, il numero preciso non te lo saprei dire, però so che hanno fatto anche delle attività con dei gruppi di bambini delle scuole elementari. L'attività giovanile so che ha tutte le categorie, tutte le età, e più ha un gruppo per la sia maschile tra l'altro che femminile, e hanno anche una prima divisione appunto per i settori giovanili. Scusate. Vabbè, ma insomma, tu ragioni anche più magari da patron, più che però credo che tu ti dia una mano anche sotto l'aspetto tecnico, Paola, oppure sbaglio? Cioè, voglio dire, mi sembra... Beh, nei limiti che posso, scontato, dai. Sì, cerco di dare una mano, ecco. Però mi sento troppo da poco tempo, quindi in confronto soprattutto a Ceccarelli, insomma, ho poco da dire. Ora, fatto tutte queste doverose premesse, ragazzi, scusate, io riassumo. C'è questo boom del volley in regione che ha portato 3 realtà così importanti. Visto anche... Io vi butto lì la bomba, perché devo farlo, mi sembra anche doveroso, considerato anche tutto quello che stiamo vivendo e quello che andremo a vivere. Fabrizio, tu sei uomo anche mi sembri molto attento sull'aspetto commerciale, e prima quando ci hai fatto un'analisi è stato molto preciso, ti ho ascoltato, anche perché è una cosa che interessa molto anche a me in prima persona. Però ecco, adesso mi sembra da dire, adesso mai più, cioè ci sono le strutture, i meccanismi cosmici per cui si possa ipotizzare di creare una reale unione di intenti. Cioè abbiamo due squadre in A2, una squadra in B1 che primeggia, 3 settori giovanili così floridi come me li avete presentati con questi numeri, parliamo di centinaia di bimbe e di bimbi che si affacciano al mondo del volley. Mi verrebbe da dire adesso o mai più, ma lo dico da esterno, ma da manager sportivo. Cioè avete di fronte a voi un'opportunità storica. Io sogno da tifoso friulano, non potremmo andare all'assalto di Conegliano, voglio dire, tutti insieme. Conegliano che domina. Se uniamo le forze imprenditoriali, tecniche, umane, le risorse che avete a disposizione e che io ho voluto presentare dettagliatamente agli amici a casa, perché avete dei numeri che confermano la bontà del vostro lavoro. Ma non potrebbe essere il Friuli un modello di ripartenza per un mondo che dovrà prima o poi ripartire, speriamo prima che poi. Friuli che è capace a fare squadra come pochi in Italia, nel mondo, da dire, avrebbe anche un valore sociale importantissimo. Cioè, Bernardino, comincio da te, che sei la memoria storica, ma si può realmente sedersi a un tavolo, voi 3, e ipotizzare un lavoro sinergico comune? Io butto lì, da esterno, non ho parlato con nessuno. Una prima squadra in Serie A2 di vertice per dare l'assalto alla 1, magari una squadra sotto di Serie B con tutte le giovani più bravi che cresca, e un settore giovanile magari autonomo ma consorziato con tutte queste grandi eccellenze tecniche che avete a disposizione. È un sogno, Bernardino? Mi devo tacere oppure potrebbe essere una cosa realizzabile? Tutto è realizzabile, è una cosa sola che non si può esimersi, quindi tutto si può fare. Certamente non è una cosa semplice, però parlarne come è giusto che sia, anzi, ben venga, nessun problema. Però penso che si dovrebbe fare un ragionamento come si fa nelle aziende, no? Quando si compra un'azienda, compra l'altra compra l'altra, cresce, eccetera. E poi bisogna ragionare sulla governance, come tutte le cose. Questo non vuol dire che io voglia comprare niente, sia molto chiaro. Però voglio dire, bisogna che ci sia questo spirito, in questo senso, ecco, imprenditoriale,
no? Commerciale di crescita, allora si può arrivare in fondo. Se manca questo diventa un po' più complicato. Ma tu che conosci gli uomini, ci credi, Bernardino? Poi passo la palla a Fabrizio. Qui il problema è più un problema di uomini, cioè, voglio dire, io credo che siamo tutti, come dicevo prima nella mia introduzione, tutto si incastra per arrivare lì in questa fase storica, si incastrerebbe. Poi è un problema di compatibilità umana, come sempre. Poi può essere che tu mi stai antipatico, o io con te non posso sedermi a un tavolo neanche bere un caffè. Cioè, tu credi, al di là di quello che tu hai detto, la governance, tutti i discorsi corretti, ma a livello empatico fra di voi questa cosa si potrebbe fare, secondo te? Ma noi non abbiamo nemici, io nemici non ne ho perché non sono capace di avere nemici. Non saprei vivere sapendo che io non possa guardare in faccia una persona o che mi ha. Poi neanche non si deve tenere rancori, per l'amor di Dio. Quindi io personalmente sono aperto finché sono io che posso decidere. Poi si vedrà. Fabrizio, ecco. ti vediamo anche, che bello, ti vediamo. Fabrizio, parliamo di Serie Unica e appare il presidente Ceccarelli. Fabrizio, tu hai idea al riguardo? Allora, il presidente Ceccarelli è più riservato, però non può non dire che in tempi non sospetti noi ci siamo già trovati per fare dei ragionamenti di quel tipo. No? Credo che anche la dimostrazione di aver giocato su un campo neutro, grazie anche alla tua disponibilità, Davide, sia stato già un primo segnale di come insomma potrebbe manifestarsi, come possono nascere delle sinergie. No? Ovviamente lì abbiamo fatto tutto per lo spettacolo del pubblico contro quello che può essere ovviamente il pensiero del tecnico che a giocare su un campo neutro che a giocare in casa. No? Quindi già lì c'era un'evidente motivazione diversa. Ovviamente concordo con il presidente Ceccarelli in primis, no? Un po' dobbiamo tirare giù qualche campanile rispetto nella testa di qualcuno, perché ancora ci sono delle visioni un po' qualche volta miopi che non riescono ad andare oltre. Ovviamente ci vuole lo sforzo delle persone per poter poi riuscire a coniugare lì. Ovviamente se la vediamo sotto un aspetto puramente commerciale o sotto un punto di vista aziendale, è ovvio che c'è tutta la volontà, specialmente in queste occasioni dove magari parliamo proprio di lato economico, dove potrebbe esserci delle difficoltà. È ovvio che mettere vicino le forze può portare in una direzione sicuramente a un livello superiore. Una Serie A1 a Udine è un qualcosa che manca. Abbiamo visto anche che il sentito da parte delle persone c'è, perché il palazzetto riempito, diciamo, io ci speravo, ma insomma anch'io avevo qualche titubanza. Ecco, poi quando si è realizzato tutto questo invece le soddisfazioni ci sono, quindi anche quello è stato un segnale molto positivo. Quindi diciamo le basi ci sarebbero, ecco, poi insomma ci vuole uno sforzo da parte di tutti per andare in quella direzione, ecco. Sentendo la tua opinione, mi sembra molto importante però quello che ha detto Fabrizio Catalan, parole importanti Fabrizio, e ti apprezzo la tua pulizia dialettica, cioè tu vai dritto per dritto, quindi mi piace chi risponde a domanda. Quindi tu, dimmi se ho interpretato bene Paola, poi passo la parola a te Paola. Fabrizio, tu dici, forse il momento storico è corretto, abbiamo provato, testato, abbiamo visto che funzionerebbe, ci sono tutte le condizioni per, parliamone. Ho interpretato bene? Correttissimo. Ok, Paola, a te. Ma guarda, io questa cosa lo dico anche nel mondo del lavoro, cioè nell'ambito lavorativo. Oggi è il momento di creare delle sinergie. Tra l'altro noi friulani abbiamo tantissime qualità perché siamo bravissimi in tante cose, abbiamo un po' la tendenza a rimanere chiusi, a non cercare di collaborare con gli altri, a risolverci le cose da soli. E questo invece è il momento di cambiare, bisogna cercare di trovare delle sinergie per fare bene le cose, mettere insieme più teste, più organizzazioni. È vero, ci sono tutti gli aspetti che chiaramente io sento un po' di meno perché sono arrivata da poco, ci sono tutti gli aspetti delle aspettative individuali, degli piccoli regni che si sono creati, ma sono convinta che se uno vuole
può cambiare e può raggiungere dei risultati che tra l'altro possono essere superiori a quelli che abbiamo raggiunto fino adesso, che sono ottimi, ma si può fare ancora meglio. Possiamo andare a giocarsela guardando negli occhi Conegliano, Paola? Cioè, io ho questa visione, sono un pazzo visionario, oppure no? Cioè, possiamo andare a giocarcela in un Carlera pieno di tifo, pieno di gente, andare, se ce l'hanno fatta loro, perché non ce la possiamo fare noi? Sì, si può fare. No, scusa, signora Gerretti, scusi. No, prego. No, vai, vai, io sto... No, scusi, mi perdoni veramente. Prego, parli. No, Paola dice si può fare, e poi ti passa la palla a te a questo punto, giusto Paola? Beh, io sono un ottimista per natura e credo che se si guarda in grande e si prova a fare le cose senza assumersi dei rischi incredibili, si possono fare pianificandole in tutto nella vita. Io dico, ok, Presidente, torno a te Ceccarelli, Presidente Ceccarelli, non voglio dire adesso andiamo a vincere lo scudetto, ma io sto un po' forzando, poi dopo voglio però che ci metta un cappello sopra anche il Presidente Michelli. Vai, press Ceccarelli. No, io dicevo, cioè questa... Tanto è bello vederti, ti saluto, guarda, con affetto, è bello vederti. È ammirevole questo entusiasmo, no? Però c'è una differenza fra il Friuli e il Veneto. L'imprenditore veneto è orgoglioso di partecipare a sostenere un qualcosa di sportivo, di culturale, eccetera. L'imprenditore friulano, se tu non hai un rapporto amichevole o di interessi di lavoro, eccetera, è difficile che lui spontaneamente sia orgoglioso di appoggiare il volley basso, il Bertel Martignaco, la CDA Talmassons. Questa è una verità sacrosanta. Poi il Veneto ha 6 milioni di abitanti, no? La provincia di... Ha maggior ragione però, ma ha ragione, se il Veneto ha 6 milioni di abitanti noi facciamo squadra fra di noi, perché no? Sì, la provincia di Treviso vale tutto il PIL del Friuli Venezia Giulia e quindi sì, insomma, onestamente tu sei troppo ottimista, ecco, sarebbe un sogno veramente grandioso. Ma tu ci credi, Press? Tu ci credi a questa cosa? Ma io ci credo di fare qualcosa di importante, però senza avere questa ambizione di copiare Conegliano. È la squadra più forte al mondo, ma ci rendiamo... Deve essere un modello più che copiare, forse, dai. Ecco, no, un modello sì, però ha 160 aziende sponsor, ma non da 300 euro come l'abbiamo noi, o 500 o 1000. Lì si parla di cifre a 2 zeri, 3 zeri, 4 zeri, capito? Quindi è un mondo diverso. Io conosco la realtà di Conegliano, sono anche amico del Presidente che ha stima in noi e lo ringrazio e gli faccio i complimenti per quello che sono riusciti a fare lui e il Presidente Carraro. Quindi però è un altro mondo, credete. Allora, io magari mi riservo con voi, visto che siamo entrati nell'argomento, di riapprofondirlo nei prossimi giorni. Intanto però ti chiedo, prima di augurarvi buon pranzo, Presidente Michelli, a te una chiusura, come vedrebbe un comitato regionale una soluzione del genere? Cioè il Friuli che fa squadra e che prova, io ho detto modello Conegliano perché sono un entusiasta, no? Per dire di puntare a emulare il massimo. È chiaro che poi le realtà economiche sono completamente diverse, però mettere insieme tre potenze come Ceccarelli, CDA e il gruppo Geschi, Geretti, non so come si chiama adesso esattamente, Paola, GTN, per me rimane sempre Geschi. Quando io battevo la mia macchina, no, il mio scontrino era quello. Comunque adesso è giusto GTN, visto che siete anche, io sono anche un vostro cliente, ahimè ho sbagliato. Insomma, quando tu hai tre grandi potenze economiche come queste dietro, credo che sia possibile anche ipotizzare un grande futuro oltre che un grande presente. Cosa ne pensi, Presidente Michelli? Così a te la chiusura del ragionamento. Allora, prima di tutto dal punto di vista di sportivo, anche di presidente, ma di sportivo, ci troviamo qua davanti tre grossi imprenditori che stanno portando e hanno portato avanti delle aziende importanti, facendo dei lavori veramente anche dal punto di vista sociale
ammirevoli. Allora, penso che veramente questo sia un momento particolare e da un certo punto di vista quasi strategico veramente per sedersi ad un tavolo. Per sedersi ad un tavolo e io devo dirlo, da triestino, anche se le mie mezze origini sono comunque friulane, devo dire che però da qua si vede e si sente quando si parla, no, del grande Friuli. Io penso che voi possiate fare e siate la dimostrazione nel momento stesso in cui avete riempito il Carnera, e io ho detto che la seconda partita sarebbe stato ancora un successo maggiore, perché tra l'altro veniva in una data particolare, perché era il secondo evento dove nessuno voleva perderlo. Quindi ci sono delle basi, ma veramente importanti. Dopo, come dicevi tu, Davide, il discorso delle A2 insieme per puntare alla promozione, ma poi avere una Serie B da far giocare le giovani, poi i settori giovanili delle 3 realtà, è un discorso assolutamente auspicabile dal punto di vista anche sportivo. Parliamo con delle persone che hanno fatto grandi le loro aziende. Io quindi su questo punto, perché io mi occupo della parte di investimenti finanziari, quindi vedo i grandi imprenditori quando fanno determinate scelte. E grandi imprenditori vuol dire anche grandi teste, vuol dire grandi gruppi dal punto di vista veramente delle prospettive. E secondo me c'è solo bisogno di sedersi e ragionare in funzione di un obiettivo. E l'obiettivo è, secondo me, creare una grande società, una grande che rappresenti tutta il Friuli, in questo caso, e come presidente regionale che rappresenti naturalmente tutta la regione, tutto il nostro mondo, perché comunque tutta la regione sarebbe orgogliosa di avere una squadra ai vertici, puntando logicamente, come diceva Ceccarelli, e penso che lo pensino anche gli altri interlocutori, che Conegliano, diciamo, è qualcosa oggi come oggi di raggiungibile dal punto di vista economico, ma è un modello. Confrontarsi e scendere in campo contro una realtà come Conegliano, ecco, quello, se io dico sempre un sogno di uno resta un sogno di tanti, tante volte si concretizza e diventa realtà. Grandi parole, Presidente, ti ringrazio. Credo che con queste tue parole io auguro buon pranzo a tutti, però se siete d'accordo, Presidente Ceccarelli, Fabrizio e Paola, io vorrei darvi appuntamento da qui a una settimana, magari sabato prossimo, e vorrei, così vi do tempo per metabolizzare quello che ci siamo detti e magari ne approfondiamo, magari ci pensate, però mi piacerebbe poter contare su di voi. Ci state? Ci sei, Presidente? Ci vediamo sabato prossimo? Ma nessun problema, assolutamente. Fabrizio, posso contare su di te anche sabato prossimo? Presente, va bene. Sì. Paola? Per me va benissimo. Ora, noi ci piace questa idea di poter provare magari a darvi una mano a mettervi insieme, non c'è bisogno di noi, però io sposo totalmente, sottolineo, metto un punto esclamativo su quello che ha detto il Presidente Micheli. Io sogno un grande Friuli, amo il mio territorio, io sono immolato al basket, ma sono immolato al territorio, e quando ci sono delle eccellenze come le vostre che si spendono tempo, denaro, energie per i giovani, per il territorio, per lo sport, io non posso far altro che dare una piccola mano e dirvi, se poi vorrete un giorno venire al Carnera, io sono pronto a sedermi con voi e condividere anche strategie e sinergie comuni di sviluppo, perché poi alla fine chi vince è il Friuli, il nostro territorio e il nostro sport, che è una bandiera da cui ripartire in un momento così difficile. Questo è il mio pensiero, è un baluardo a cui dobbiamo aggrapparci, perché noi siamo piccoli, siamo pochi, ma siamo bravi. E quando siamo bravi, perché non fare squadra? Detto questo, questa è la mia idea. Caro Presidente, io ti voglio tanto bene, Presidente Ceccarelli, e mi auguro che tu faccia un po' da capofila, se non altro perché tu sei il più veterano solamente di carta d'identità, ma non di spirito, perché tu ci porti tutti quanti a scuola ancora. Tu ti possa essere tu il capofila di questo progettino, idea, tutto da sviluppare. Fabrizio, grazie, complimenti, buon lavoro a te, a tua azienda, Paola, idem.
complimenti a Grazie. te, a tutta la Volleybus e alla tua azienda, e vedi Di Giacomo che non ti faccia troppo arrabbiare. Presidente Ceccarelli, ci vediamo sabato prossimo allora. Grazie, è troppo buono. Sei sempre il numero uno. Presidente Michelli, dai. è la verità. Presidente Michelli, grazie mille, è un privilegio sempre parlare di sport con te. Buon sabato a tutti. Oggi pomeriggio alle 3 sarò con Eugenio Dalmasson a parlare di nuovo di basket, coach di Trieste, a dimostrazione che il manager di Udine parla col coach di Trieste, in cui solito campanili non esistono, no? E poi ci vedremo poi domani un'anteprima. Purtroppo non avrò Alessandro Michelli e Giovanni Adami con me domani in BH Sunday perché c'ho Gianni Petrucci, e quindi domani tutto il palcoscenico è dedicato a Gianni Petrucci, a Giorgio Brandolin e anche a Hermes Canzani. Parleremo di massimi sistemi legati al mondo CONI. Ho avuto il privilegio di avere il sì da Gianni Petrucci, il nostro presidente della FIP, con cui condividerò domani una chiacchierata. Grazie a tutti e a prestissimo. Buona giornata. Ciao. Grazie.